Eder. Mac. Pallister. Un uomo di 35 anni, Alessandro Venier, è stato brutalmente ucciso, fatto a pezzi e sepolto nella calce all'interno della cantina della sua abitazione a Gemona del Friuli. La madre e la compagna della vittima sono state fermate e hanno confessato la responsabilità del delitto. Stando alle prime ricostruzioni, il corpo è stato occultato con calce viva, probabilmente per ostacolare il riconoscimento e contenere l'odore, e il delitto risale a pochi giorni prima della scoperta. Le due donne coinvolte, la madre e la convivente di Venier, sono attualmente in stato di fermo. Hanno ammesso il loro coinvolgimento, ma resta da chiarire il ruolo specifico di ciascuna nell'omicidio. Le indagini proseguono con accertamenti forensi, autopsia e ascolto di eventuali testimoni, al fine di ricostruire con certezza le motivazioni del crimine e i contorni della vicenda personale e familiare che lo ha generato. Riepilogo del caso. Vittima Alessandro Venier, 35 anni. Luogo cantina dell'abitazione a Gemona del Friuli. Modalità del delitto: smembramento del corpo e occultamento nella calce. Indagate, madre e convivente, entrambe fermate con ammissione di responsabilità. Stato delle indagini: in corso, con investigazioni tecnico-forensi e ricostruzione del movente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.